me nel giugno del 1887, quando finalmente mi sono sentita abbastanza in forza da provare il meraviglioso e toccante trio in do minore. Che opera! Via via geniale nella passione, nella forza delle idee, nella grazia e nella poesia. Eccoci qua, allora, con i 3 musicisti del trio Andare del Conservatorio Nazionale Kazako, Zibek Kozakmetova, Dinara Bazarbaeva e Tahir Karataev, che ci proporranno appunto questa ampia pagina di Johannes Brahms. Terzo trio, do minore, opera 101, grandissima musica nel nostro progetto Matargri. Ci siamo pronti? Ancora una cordatina di sicurezza e ci siamo. Allungamento del puntale del violoncello, i soliti tic dei musicisti. Siamo pronti?
Gli applausi sono per Zibek Kotsakmetova, Dinara Bazarbaeva, Tahir Karataev, che ci hanno proposto il trio numero 3 in do minore opera 101 di Johannes Brahms, allegro energico, presto non assai, andante grazioso, allegro molto. È di grande interesse, veramente di grande interesse la performance di questo trio Andare. Si chiamano così loro tre, vengono dal Conservatorio Nazionale Kazako, da Almaty, e è stato molto interessante seguirli nella loro performance di questa sera. E così termina la prima parte del nostro concerto di questa sera, un concerto che vede gli artisti del progetto Marta Argerich incontrare gli artisti del Conservatorio di Almaty nel Kazakistan, e ci aspetta una bella seconda parte dove ci avvicineremo ancora maggiormente all'est, all'oriente, attraverso compositori kazaki, attraverso Borodin, attraverso addirittura improvvisazioni su melodie tradizionali kazake, con un quartetto di strumenti popolari del Conservatorio Nazionale Kazako. E sì, sarà un piacere ospitare questi interpreti, e vedremo che cosa ci sapranno proporre attraverso queste melodie tradizionali kazake. E intanto noi abbiamo il piacere di ospitare questa sera, e non è la prima volta che lo facciamo nel corso dei progetti Marta Argerich delle edizioni scorse, Edoardo Hubert. Buonasera Edoardo. Buonasera, come andate? Come state? Grande piacere di ospitarti qui da noi, e anche in video streaming. Mi vedo. www.rsi.ch/auditorio per seguirci anche in streaming, e ringraziamo Michele Patuzzi per portarci puntualmente gli ospiti ai nostri microfoni. Edoardo Hubert, che sarà uno dei protagonisti anche della seconda parte di questo concerto, con questa composizione di Tles Kazagaliyev, evidentemente un autore kazako. Sì, Kazagaliyev è un autore che ha scritto molta musica, ha composto delle musiche basate sul folklore kazako. E questo è quello che suoniamo oggi, è l'ultimo tempo di una sinfonia, La leggenda delle steppe, che si chiama Kiss-Ku, ed è, diciamo in inglese, Catch the Girl. È un gioco che si fa con dei cavalli, le donne cavalcano, un altro uomo, un uomo va in cavallo dietro e deve perseguire questa donna fino a toglierle un cappello o qualche cosa, un po' dell'abito che ha. E questo è il gioco, che è un gioco nazionale praticamente lì in Kazakistan. E lui ha fatto questo Kiss-Ku, che è di una velocità pazzesca, ed è un brano che viene molto eseguito in Kazakistan. È la prima volta che lo studio e che lo ascolto, insomma. Ecco, ma Edoardo Hubert, si tratta di una trascrizione È una trascrizione fatta benissimo, devo dire, da una delle pianiste del gruppo, Guljan Uzbendaeva, una cosa del genere. Sì, esattamente. Che suonerà anche con noi uno dei pezzi, e
e c'è un altro pezzo che suono, che è la trascrizione fatta dalla stessa professoressa e della stessa pianista e compositrice che è, e che sono le danze del principe Igo dell'opera di Borodin. Certo. Come mai ti vedo, ti sento così ferrato sulle composizioni kazake, su questa in particolare? C'è un avvicinamento da parte tua a questa bella realtà culturale? Un avvicinamento a un certo punto anche forzato, ma con piacere, perché insomma volevo capire che cosa stavo suonando. Certo. E allora sono andato a vedere un po' la traduzione di che cosa era questo Kitsku, e allora insomma per il Borodin non c'è problema perché conosciamo tutto, è un'opera Certo. molto conosciuta. Invece quest'altro pezzo è interessante, è molto, e si fa anche con delle percussioni un po' inventate, così, un po' sorpresive, diciamo. Ma è molto carino, e io credo che questo tipo di iniziative di gemellaggi, diciamo così, con delle istituzioni che sono così lontane da noi, siano molto positive. Edoardo Hubert, hai avuto modo nei giorni scorsi di avvicinare anche questi musicisti del Conservatorio di Almaty, quelli che suonano con te, oppure altri musicisti, non so, la pianista che ha suonato con Marta Argerich prima, hai avuto modo di avvicinarti anche a queste persone, questi artisti? Sì, la pianista che ha suonato con Marta è la rettrice attuale del Conservatorio di Musica d'Almaty, e una persona che ha anche vinto dei concorsi internazionali come primi premi. E è la prima volta che li ascolto, insomma, che ho conosciuto loro 2 giorni fa, insomma, ci siamo messi sono super preparati, super professionisti e super simpatici, perché ci siamo divertiti tanto, devo dire, nelle prove. E volevo fare un appunto, se è il caso, del concerto che ho fatto 10 giorni fa, nel 12, che non si è trasmesso giustamente perché c'era anche il Crema con Marta, no? Assolutamente. E ho fatto un quintetto trascritto dallo stesso mio, della Création du Monde. Certo. Che è veramente un capolavoro della musica del Novecento, bisogna dirlo, ed è un capolavoro come lui ha trascritto 17-18 strumentisti che sono le parti della sua creazione per gli strumenti da camera in un quintetto. 5 persone, esatto. Noi l'abbiamo trasmesso. L'abbiamo recuperato al pomeriggio, non in diretta, ma poi recuperato nei nostri pomeriggi, perché c'era questo veto di Gidon Kremer su tutto il concerto. Sono contentissimo perché è incorporata la musica jazz, il blues, quel sentire di quello che è l'aspetto brasiliano e africano della musica. E poi qualche momento di bitonalità bellissimo. Ma anche di più. Sì. Anche di più. Bello. Il canone a un certo punto. C'è una fuga che è terribile, quella seconda tempo, che è la fuga, che è il caos prima della creazione, perché ogni movimento c'è un suono. Bello. Edoardo Hubert, come mai questo veto, se ha voglia di risponderci, come mai questo veto, secondo te, di Gidon Kremer, un personaggio così importante, così bravo, così preparato, con una esperienza tale, eppure il veto radiofonico? Veramente non posso rispondere a questo, ma sono supposizioni. Magari lui ha firmato delle esclusive con delle case discografiche, soprattutto per il Beethoven che ha suonato, oppure l'altro compositore che hanno fatto loro, che in questo momento Weinberg. Sì, che è fantastico. Mi aspetto che sia una cosa del genere. E altra domanda a bruciapelo, Marta sta studiando il primo di Tchaikovsky? Sì. Bene.
sul quale abbiamo grandi aspettative, no? Sì, sì, tutti. Bene. Edoardo Sì, sì. Hubert, hai qualche cosa da dirci dietro le quinte rispetto a questo Tchaikovsky? No, stava studiandolo, insomma, e sta studiando, cioè rimane la sera tardi per studiarlo, insomma, significa che cioè, ci mette Certo. tutta la buona volontà, insomma, diciamo che è un pezzo Micidiale. Sì, 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 Micidiale. sì. Edoardo Hubert, Non sottovalutare. c'è poco tango in questa edizione del progetto Mata. Sono un po' deluso. Come la mettiamo col tango? Insomma, è logico, non si può abbondare di certe cose. Io invece vengo da una tournée con il Sestetto Stradivari, le prime parti di Santa Cecilia dell'Orchestra Accademia. Abbiamo fatto una tournée in Sud America e c'erano due tanghi miei che ho fatto per pianoforte e sestetto, e abbiamo avuto con grande sorpresa standing ovation per queste cose. Insomma, dove avete suonato in America del Sud? Argentina, Teatro Coliseo, Rosario, anche in musei. Dopodiché siamo andati a Lima. Abbiamo suonato a Lima e i peruviani erano, insomma, felicissimi di ascoltare, a parte del quintetto di Dvorak, che è il primo sestetto di Brahms, anche dei tanghi. Che bello, bel Sì, programma, sì, sì.